dato tutto, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Sapevamo che la partita già era impegnativa perché incontravamo una squadra forte come la Roma, poi si sono aggiunte tantissime defezioni, però a quelle che sono andate in campo, come hai detto te, non devo rimproverare niente, anzi nel cerchio prima le ho ringraziate per il percorso fatto fino ad oggi. Adesso logicamente si complica un po' la situazione Champions, però finché c'è vita c'è speranza, noi abbiamo l'obbligo di crederci, anche se da qui alla fine magari tante giovani avranno la possibilità di mettersi in mostra, però questo era l'obiettivo della società, di far crescere le giovani. L'altro obiettivo era quello che ci eravamo prefissati io, le ragazze e tutto lo staff, a provare a fare qualcosa di più dello scorso anno. Diciamo che qualcosa di più è stato fatto fino alla partita contro la Lazio, dove lì abbiamo sbagliato, le ragazze si sono rese conto, però siamo ripartiti alla grande la settimana scorsa con l'Empoli, nonostante sia venuto solo un pareggio, e oggi niente da dire, sono state brave nonostante i risultati. Sì, perché quando vengono a fare gli allenamenti con noi lo fanno in maniera importante, quindi si applicano, sono recettive, vogliose di imparare, ascoltano le più vecchie, le più esperte, vecchie è brutto, le più esperte, quindi questo è motivo di soddisfazione. Questo, come hai detto te, è un giusto premio a loro perché lo meritano, e in una società come Sassuolo, magari a differenza di altre società più blasonate delle nostre, dove i giovani hanno meno possibilità di esordire, qua invece hanno più possibilità di esordire, ma non perché ci sono io come allenatore, perché io mi ritengo un allenatore aziendalista, quindi cerco di lavorare logicamente per me stesso, ma soprattutto per la società. La società mi ha chiesto anche di far crescere tante giovani, e questa qua è stata l'occasione giusta per vedere, per far esordire anche delle giovani interessanti che magari ne parleranno in futuro. L'avversario è un avversario tosto perché in centrocampo con Giuliano, Andressa e Greggi, contro il nostro centrocampo, che era la prima volta che giocavano insieme Pondini, Parisi e Brignoli, che era un po' di tempo che non giocava, quindi magari è stato anche lì il fatto che abbiamo provato, perché abbiamo provato, però effettivamente in mezzo abbiamo perso un po' di duelli, però ci sta, perché era il centrocampo che forse insieme era la prima volta che giocavano le tre che ho nominato adesso. È uno spettacolo bellissimo per noi, per le ragazze in modo particolare, perché giocare con tanta gente ti galvanizza, aiuta tanto le ragazze, è bello, è un percorso di crescita anche per loro, che magari un giorno si affacceranno a giocare magari in Champions o in Nazionale, dove troveranno un pubblico numeroso, e anche per loro è uno step da fare veramente bello. Sì, è stata una partita difficile, che si sapeva che la Roma sono forte, vanno a 1000, e purtroppo in questo momento siamo con tanti infortuni che diventa ancora più difficile, quindi le ragazze hanno lasciato tutte in campo oggi, quindi io esco al campo, sono orgogliosa di noi e dell'impegno che ci stiamo mettendo, però purtroppo questa è la situazione. Deluso sicuro, perché tutta la stagione siamo là in alta, credo che per il nostro gioco e tutto l'impegno che mette le ragazze tutti i giorni meritiamo di essere lassù, e purtroppo, come l'ho detto già prima, siamo in pochi, e per rimanere una squadra in alta durante la stagione ci vuole una squadra grande e magari anche meno sfortuna, quindi andiamo avanti con quello che abbiamo alla fine, cioè questo siamo. Credo che stiamo arrivando poco davanti alla porta in realtà, come l'ho già detto c'è tanta mancanza e siamo rimasti in 2 o 3 attaccanti, che magari una non è abituata a giocare con l'altra, ci vuole un attimo per riconoscerci in campo, e stiamo provando tutti i giorni in allenamento, però purtroppo questa situazione ci abbiamo in questo momento, però andiamo avanti cercando sempre il gol.